Alessandro D'Avenia è uno scrittore e insegnante di lettere italiano, nato a Palermo, adesso vive a Milano. Noi sloveni lo conosciamo come un eccellente scrittore di romanzi e saggi, dato che sono stati tradotti in sloveno ben 5 libri, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Cosa che nessuno sa, Ciò che inverno non è, L'appello, e poi il libro di saggi L'arte di essere fragili. Sì. Adesso sto traducendo il sesto, è una raccolta dei saggi ogni storia è storia d'amore. Caro Alessandro, benvenuto di nuovo in Slovenia. Permettimi di darti del tu, poiché siamo tutti e due scrittori e professori di lettere anche, e ho conosciuto le tue opere prima come una lettrice e adesso come tua traduttrice. In Slovenia sei stato già 12 anni fa, no? Com'era allora per te e oggi? Hai trovato Slovenia in modo qualche diverso? Torej, dober večer, še z moje strani vsem. Dragi Alessandro, dobrodošel v Ljubljani v Sloveniji. Oba dva sva pisatelja in profesorja književnosti, italijanske književnosti. Lepo te pozdravljam pri nas. Tukaj si že bil pred 12 leti. Najprej sem tvoje dela spoznala kot bralka, potem pa kot prevajalka. Torej še enkrat ti izrekam dobrodošlico. Perfect translation. Allora, sono passati 12 anni e 12 anni fa avevo trovato Lubiana, una città molto bella, e mi avevano spiegato già allora che Lubiana suona come amata. Ok? È vero. Torej, tukaj sem res bil že pred 12 leti in že takrat se mi je zdelo, da je Ljubljana zelo, zelo lepa. Razložili pa so mi tudi, da pomeni Ljubljana ljubljena, kar se mi zdi lepo. E 12 anni dopo, per me questo amore è raddoppiato, perché non solo sono tornato a Lubiana, che significa amata, ma ci sono tornato con mia moglie, che è la mia amata. Torej, zdaj se je v teh 12 letih se je ljubezen do Ljubljane še podvojila, saj se sem vračam svojo ženo, ki pa je moja ljubljena. Quindi possiamo fare un applauso alla seconda Lubiana. Torej, applaus za mojo ženo, hvala lepa. Ecco, benvenuta anche Alice. Passiamo ai tuoi libri. Il tuo primo romanzo, Bianca come il latte, rossa come il sangue, dell'anno 2010, sì. È stato un fenomeno di grande successo, soprattutto tra i giovani. Cosa pensi che abbia attirato i lettori più giovani alla storia e ai temi del libro? Credo che quello di cui oggi c'è molto bisogno per i ragazzi è che loro sentano di avere un ruolo nel mondo, una chiamata, una vocazione. Torej, če gremo kar k tvojim knjižnim delom. Tvoj prvi roman Bela kot mleko, rdeča kot kri je bil pravi hit, izšel je leta 2010, še posebej med mladimi bralci. Kaj meniš, kaj je tako zelo pritegnilo mlade bralce? Mislim, da je to, kar so takrat otroci oziroma mlajši bralci začutili, to, da imajo neko vlogo, da so k nečemu poklicani, da jih nekdo oziroma nekaj kliče. Quindi penso che la cosa che colpisce un po' dei miei libri è che ancora io questa grande speranza nei ragazzi, perché come te lavoro con loro e basta guardarli con un po' di attenzione per aiutarli appunto a fiorire, e forse per questo loro sentono che nel libro c'è lo stesso sguardo che io provo ad avere in classe quando insegno. È vero, sì. Torej, to, kar se mi zdi, da je v mojih knjigah prisotno, je še vedno upanje.
Jaz delam z otroki, delam z dijaki in mislim, da jim je treba nameniti pozornost, da potem lažje zacvetijo. In ravno to mislim, da najdejo v mojih knjigah. Comunque devo dire che sono veramente felice perché siete tantissimi, per È me vero. è un miracolo, io non pensavo di avere tutti questi lettori, grazie, grazie. Torej, zelo sem vesel, da vas je toliko, da ste tako številni danes. To je pravi čudež in zares sem vesel, da ste se v takem številu zbrali tukajle. Guarda che sei molto ammirato in Slovenia. Grazie, Hai sono tanti lettori. Torej, merito di Drusina. v Sloveniji si zelo znan in zelo veliko te ljudje berejo. Bene, di questo romanzo Bianca come il latte, rossa come il sangue, hanno girato anche un film, no? Com'è stato vedere tua storia sul grande schermo? E hai partecipato anche alla ripresa? Io ho partecipato alla scrittura della sceneggiatura, ma la cosa più bella è stata che il regista mi ha concesso di fare il primo chuck del film. Adesso ve lo racconto. Torej, po prvem romanu, po Bela kot mleko, rdeča kot kri, je bil posnet tudi film. Kako je bilo videti tvoj roman na velikem platnu? Si morda sodeloval? Ja, sem sodeloval pri pisanju scenarija in režiser je bil tako prijazen, da mi je dovolil narediti tisti prvi blok v tem filmu. E la prima scena che è stata girata del film è una scena in cui c'è il protagonista, Leo, che guarda dalla finestra della classe e ha le mani attaccate a queste sbarre di ferro, come se fosse in prigione, ma lui è a scuola. Torej, prva scena v tem filmu kaže glavnega junaka Lea, ki se z rokama drži za rešetke, ki so na šolskem oknu. Zgleda tako, kot da bi bil v zaporu, pa ni v zaporu, on je v šoli. E per me è stata un'immagine bellissima di quella che è la vita non solo dei ragazzi, ma di ognuno di noi. Noi in qualche maniera ogni tanto finiamo in prigione, in delle prigioni che noi stessi creiamo o che gli altri creano per noi, e dobbiamo liberarci. Sì, e poi gli adolescenti soprattutto, no? Torej, šlo je za zelo lepo sceno. Menim, da vsak od nas slej ko prej nekako zaključi v nekem zaporu, pa naj gre za zapor, ki si ga postavljamo sami ali pa ki nam ga s svojimi idejami postavijo drugi. In mislim, da je bila to izjemna scena. Nei miei libri c'è sempre questa grande sete di libertà. Vedno se pojavlja ta ogromna želja po svobodi, da bi se tega zapora osvobodili. E poi la cosa più commovente è che c'erano 50-60 persone che stavano lavorando, guadagnando soldi per le proprie famiglie a partire da un'idea piccola che era quella che è diventata poi un libro. Che la cosa più commovente è stata vedere che c'erano tante persone, 50-60, che lavoravano lì e avrebbero portato poi i soldi a casa del guadagno del loro lavoro, e tutto era cominciato da una piccola idea che poi si è trasformata nel libro. Pardon, opravičujem se, nisem slišala zadnjega dela, ker je šum. Kakorkoli, zelo lepa scena je bila, zato ker je bilo prisotnih 50 do 60 ljudi, ki so tam delali, so služili denar za svoje družine in vse skupaj se je začelo iz ene takšne zelo majhne ideje, vse skupaj se je rodilo in potem razvilo iz tiste majhne, prečudovite ideje. E siccome molti mi dicevano mentre io scrivevo il mio primo libro: ma chi te lo fa fare, lascia perdere, chissà poi non verrà mai pubblicato, ecco, io vi vorrei invitare a questo, a credere nei vostri sogni anche quando sono molto piccoli, perché se sono veri poi diventano un dono per tutto il mondo. Torej, ko sem pisal svojo knjigo, so me mnogi vprašali, zakaj sploh pišem, tako ali tako ne bo knjiga nikoli izšla, ne bo nikoli izdana, ampak treba je verjeti v svoje sanje, treba je zaupati samemu sebi in potem, ko to uresničimo, je to ogromno darilo zase in za vse ostale. E questa è un'altra dimostrazione. È vero, sì. Hai parlato della libertà, però durante gli anni di scuola di liceo classico di Palermo hai conosciuto Don Pino Puglisi, anch'io.
Sì, me lo ricordo le storie di lui. E come ti ha segnato, o meglio tuo destino, suo destino, tuo destino, gli sloveni non lo conoscono molto, puoi presentarlo un po'? Sì, perché è una persona... Sì, sì, ok. Torej, ko si živel v Palermu, si spoznal Dona Pina Polizija. Kako te je on zaznamoval, kakšen je bil njegov vpliv na tvojo usodo, na njegovo usodo mogoče? V Sloveniji ta duhovnik ni zelo znan, ga lahko malce bolj podrobno predstaviš? Questo sacerdote era il professore di religione della scuola superiore che io ho frequentato e quando è iniziato il quarto anno, io avevo 17 anni, lui è stato ucciso dalla mafia. Torej, on je bil duhovnik, bil je profesor religije na srednji šoli, kamor sem hodil, in ko sem bil star 17 let, sem hodil v 4. letnik, ga je mafija ubila. In quel momento la mia da così a così. Takrat se je moje življenje povsem spremenilo. Perché lui portava noi ragazzi nel quartiere in cui era sacerdote a far studiare, giocare i bambini e i ragazzi del quartiere. On je namreč poskrbel za to, da smo se v četrti, kjer sem odraščal, oziroma kjer je bil on duhovnik, otroci igrali, da smo se skupaj učili, skratka, ukvarjal se je z nami. E ancora adesso sono così gli incontri di questi giovani? Sì, ancora Sicilia. adesso. Sì, ancora adesso. E che questi bambini e questi ragazzi avessero una vita diversa, come quella che lui appunto proponeva loro, per la mafia era una minaccia, un pericolo. Torej, še danes se otroci tako srečujejo, oziroma mladostniki, in ti otroci, ti mladostniki, ki so takrat sodelovali v teh srečanjih, jim je seveda ta gospod Pino Polizija, ta duhovnik, omogočil drugačno življenje, ki pa ga je mafija želela, in to je bil zanje seveda s tem predstavljal grožnjo. Perché un bambino in quel quartiere sogna di diventare come un mafioso, perché hai potere, hai denaro, hai soldi, hai successo. To je seveda pomenilo, da mafija je bila zelo prisotna, in zato naprimer otrok, ki je odraščal v tistih četrtih, zanje je to pomenilo, da je sanjal o tem, kako bo postal član mafije, kako bo imel moč, kako bo imel denar, kako bo tako s vstopom v mafijo uspel. Hai tutte queste cose, ma non hai la vita, non hai una vita libera. E Don Pino riusciva a far gustare a questi bambini, a questi ragazzi, quest'altra vita. In če živiš tako, seveda nimaš svobodnega življenja. Medtem ko je Don Pino pa je tem mladim ponudil ravno to, neko drugo možnost, nek pogled, kako bi lahko bilo, če se mafiji ne pridružijo. Io credo che voi abbiate sperimentato nella vostra vita che siete fioriti, cresciuti di più quando qualcuno vi ha guardato facendo sentire la vostra vita preziosa, importante, grande. Torej, mislim, da ste v življenju tudi vi doživeli tako, da ste najbolj zacveteli, da ste bili najbolj uspešni takrat, ko se je kdo z vami ukvarjal, ko vam je namenil pozornost, ko ste zaradi njega bili pomembni, ko ste bili veliki. E questo lui lo faceva con noi ragazzi della scuola, con i ragazzi del quartiere e l'ha fatto anche con il suo assassino. In ravno to je on ponudil otrokom v šoli, otrokom v naši četrti, pa tudi svojim morilcem. Perché quando l'assassino l'ha fermato e gli stava per sparare, Don Pino gli ha sorriso e gli ha detto: vi stavo aspettando. Tik pred tem, ko ga je morilec ubil, tik preden je vanj uperil pištolo, je namreč ga Don Pino pogledal in mu rekel: čakal sem vas. E quell'uomo, dopo quell'omicidio, ha deciso di cambiare vita. In tisti moški je potem umoril, se je odločil, da bo svoje življenje spremenil. Ha raccontato durante il processo che non riusciva più a dormire la notte
per quel sorriso che aveva ricevuto nel momento in cui stava sparando. In med sodnim postopkom je rekel, da ne more več spati, zato ker ga še vedno preganja tisti nasmeh Don Pina tik pred umorom. Nella mia vita io voglio la stessa cosa. In v mojem življenju, v svojem življenju želim isto stvar. E di questo hai parlato nel romanzo Cose che nessuno sa, no? In ciò che inferno non Ah, è. ciò che inferno non è, sì, è vero, sì. In ravno to si opisal v romanu, kar ni pekel. Sì. Nei tuoi scritti parli spesso di adolescenza e di crescita interiore, no? Cosa ti affascina in particolare di questo periodo della vita? Siccome sei professore e così in contatto quotidiano con gli studenti, trovi nelle classi il materiale per i tuoi romanzi? Zelo pogosto pišeš o mladosti. Kaj te tako privlači pri mladosti? Je morda ravno to, da si profesor in delaš z otroki in z mladostniki? Allora, per me la scuola è una metafora della vita. Quando io racconto degli adolescenti a scuola, sto raccontando di qualcosa che riguarda tutti, a qualsiasi età. Zame je šola metafora življenja in ko pripovedujem o mladostnikih, o šoli, to pomeni, da se zadeve nanašajo na vse, ne samo na učence, na šolarje, na dijake. Nell'adolescente, quello che poi riguarda noi tutti in tutte le età, quello che si vede in maniera più pura è lo sbocciare di una vocazione. Mislim, da je to, kar je pomembno za vse starosti, to, da se ravno pri mladostnikih, ravno pri mladih vidi tisti nek najčistejši vzgib, iz katerega potem izvira nek klic, neka vloga, v kateri so mladi poklicani. Ma allo stesso tempo nella vita di un adolescente c'è una grande paura di non essere all'altezza di questa chiamata, di essere nella vita e non sapere bene quale sia il proprio ruolo. E allora combattono queste due dimensioni, la paura di non essere abbastanza e la speranza invece di avere una chiamata unica, irripetibile. Torej, ravno tukaj se pojavlja tudi velik strah pri mladostnikih in najprej imamo dve dimenziji, torej ena je ta klic k vlogi, ki jo mladi najbrž imajo, po drugi strani, in tukaj vidimo upanje, po drugi strani pa je spet prisoten strah, da temu ne bi bili kos. E io sono sicuro che qui dentro, tutti voi, avete dentro questi due sentimenti. La speranza che la vostra vita sia unica e irripetibile e la paura che questa vita invece non valga niente. Mislim, da vsi, ki danes tukaj poslušate tale pogovor, da imate tudi v sebi ti dve čustvi. Po eni strani upanje, da imate enkratno in neponovljivo življenje, po drugi strani pa strah, da do tega do te uresničitve ne bi prišlo. E basta guardarsi la punta del dito per scoprire che la risposta vera è che la vita è unica e irripetibile, perché non c'è nessuno che abbia le impronte digitali come le mie e non c'è nessuno che ha le impronte digitali come ciascuno di voi, né mai più ci sarà, quindi non può andare sprecata questa unicità. Torej, če pogledamo samo konico prsta, lahko ugotovimo, da je življenje res enkratno in neponovljivo, saj nihče drug ne bo nikoli več imel na svetu enakega prstnega odtisa, kot ga imate vi. In na to ne smemo pozabiti. Quindi ogni tanto quando siete tristi e disperati, prendete il vostro dito indice, lo guardate e potete tornare a essere felici. Non c'è nessuno come voi, neanche così triste come voi in quel momento. È una tristezza unica, non può andare sprecata. Torej, zapomnite si, da ko ste žalostni ali pa ko ste obupani, samo pogledajte konico prsta in si recite, da takšnega odtisa ne bo imel nihče nikoli več. Zato ste spet lahko ponovno srečni in spet najdete upanje. E a scuola, quando uno vuole fare la domanda, infatti, alza il dito, dice ci sono, anch'io.
Tudi v šoli, ko želi kdo postaviti vprašanje, ponavadi vedno dvigne roko, pokaže prst, tudi jaz sem tukaj, jaz bi postavil vprašanje. Quindi io dico che l'adolescenza è una condizione della vita che bisogna mantenere per tutta la vita, non nel senso di imitare come si comportano gli adolescenti, ma di non perdere questa sete, questa tensione che porta alla ricerca della propria unicità. Torej, mislim, da je ravno mladost pogoj za življenje in celo življenje je treba to ohranjati. Torej, da ne ponavljamo in ne izgubimo te lakote, ki nas žene k temu, da odkrijemo svojo enkratnost. I understand that life in Slovenian is življenje. Življenje. Wow. Sì. One word for me. Parli della speranza, parli della tristezza e parli dell'amore e di tutto questo parla anche questo dito che si chiama Appello, Klic, cioè il nuovo romanzo tuo che è venuto in Slovenia alcuni mesi fa e è un romanzo straordinario. Grazie per averlo. Cosa ti ha ispirato a raccontare la figura dell'insegnante cieco di scienze, una cosa nuova, e poi in modo anche così profondo e anche umano? Torej, o vseh teh čustvih, o upanju, o žalosti, ljubezni govoriš tudi v svojem novem romanu Klic, ki je ravno izšel v Sloveniji. Gre za izjemen roman, hvala lepa. In povej mi, kaj te je navdihnilo, da si napisal tako lep in tako globok roman o slepem učitelju naravoslovja? Za nekaj novega gre tukaj. Tanto grazie a te per la traduzione. Hvala lepa za prevod, Mateja. Se poi voi mi direte se la traduzione è una buona traduzione. Hvala. Potem boste vi povedali, če je prevod res dober. Je dober, zelo dober. Un po' di anni fa ho letto un articolo di giornale in cui si raccontava di un insegnante che è diventato cieco molto rapidamente e che non aveva smesso di insegnare, ma visto che l'insegnamento era tutta la sua vita, aveva deciso di continuare a insegnare. Torej, pred nekaj leti sem v časopisu prebral članek o slepem učitelju, ki je zelo hitro postal slep, pa ga ta slepota pri učiteljevanju ni ovirala. E così è nato il personaggio del romanzo, perché mi sono detto, a scuola tutti noi, quando siamo stati studenti, abbiamo sognato di avere un insegnante che non ci vedesse fare le cose che noi volevamo fare. Torej, ravno ta lik me je navdihnil za junaka v tem romanu. In rekel sem si, v srednji šoli smo si vsi želeli učitelja, ki ne bi videl vseh neumnosti, ki jih počnemo. E questo insegnante non vede. Allora i suoi studenti sono convinti che quello sarà l'anno più divertente, più facile della loro vita. Ta učitelj ne vidi in zato so seveda vsi učenci prepričani, da bo to leto najzabavnejše in najboljše v celem njihovem življenju. Ma proprio perché lui non li vede, è costretto a fare l'appello, non so se in sloveno usate. No, non c'è. Non c'è. Ecco, noi in Italia tutte le mattine quando inizia la giornata scolastica chiamiamo uno per nome i ragazzi per vedere se sono presenti in classe. V Italiji je navada, da vsako jutro učitelji pokličejo vse učence, vsakega po imenu in vidijo, kdo je v razredu in koga ni. E siccome lui non li vede, l'unica maniera che ha di conoscerli è ascoltare la loro voce e un poco della loro storia ogni giorno e poi, come fanno le persone che non vedono, mettere le mani sul viso dei ragazzi. Torej, ravno zato, ker jih ne vidi, pa mora najti druge načine za poučevanje, tako da jih vsak dan vpraša po malem delčku njihove zgodbe. In še ena stvar, ki jo tudi počnejo slepi ljudje, je, da roke položi na njihove obraze. Allora, voi immaginatevi di conoscere una persona nuova e di chiudere gli occhi, non la vedete,
E l'unica maniera che avete per conoscerla è ascoltare la storia che deciderà di raccontarvi e poi mettere le mani sul suo viso. Predstavljajte si, da spoznate neko novo osebo, ki je ne vidite in da jo lahko prepoznate samo tako, da jo poslušate njeno zgodbo in ji položite roke na obraz. Io vi assicuro che voi vi innamorerete di quella persona, Zagotavljam vam, da se boste v to osebo zaljubili. perché noi umani con gli occhi abbiamo molti pregiudizi sugli altri, li giudichiamo prima ancora di averli conosciuti, ma se diamo agli altri la possibilità di raccontare la propria storia e di sentire la loro carne, la loro pelle, le loro fatiche, le loro cicatrici, allora la relazione cambia totalmente. Torej, če ljudi gledamo, imamo takoj veliko predsodkov in jih sodimo, še preden jih zares poznamo. Če pa nekoga samo poslušamo, če mu damo priložnost, da ga slišimo, potem pa ga šele takrat ga zares poznamo in mu damo zaresno priložnost, da nekako z njim oziroma z njo ustvarimo nek odnos. E quindi questi ragazzi che erano convinti che quello sarebbe stato l'anno più facile della loro vita, si ritrovano a dover fare i conti per la prima volta veramente con la verità su se stessi, Sì, perché trovano qualcuno che li ama. Profondità della vita di loro, sì. Torej, in ti otroci, ki so bili res prepričani, da bo to leto najlažje in najzabavnejše, se morajo zdaj prvič pogledati v ogledalo, zato ker dejansko najdejo nekoga, ki jih ima rad. Il fatto che sia un insegnante di scienze è perché io sono molto ignorante in questa materia e volevo studiare, leggere tante cose che non so e quindi è stata un'occasione per impararle. Neanch'io come traduttrice. Torej, zakaj pa ravno naravoslovje, zakaj ta učitelj uči naravoslovje? Zato, ker sem sam izredno neveden v teh stvarih, več od tega bi se želel naučiti in spoznati in zato sem se tako odločil, da bom tudi o tem malce več izvedel. Forse perché io alle superiori non capivo tante cose di scienze e il bello della letteratura è che tu puoi recuperare le tue debolezze, puoi immaginarti di essere un po' più bravo nelle cose in cui invece sei molto scarso. In mogoče sem se odločil zato, ker sam v srednji šoli nisem razumel prav dosti o naravoslovju in ravno tukaj je čudovita stvar literature, književnosti, da si lahko domišljaš, da od nekaterih stvarih veš več, kakor dejansko veš. E poi hai fatto anche un personaggio che è rapper, rapper che parla in rime. Grazie mille per questo, la traduzione era una cosa molto difficile, devo dire. E come mai che hai scelto così anche un personaggio così interessante, devo dire? Torej, eden od teh otrok, eden od teh likov je raper, ki govori v rimah. Hvala lepa, to je bilo zelo preprosto prevajati. Kako in zakaj si se odločil za takšen lik? Kaj te je vodilo v to? I 10 ragazzi del romanzo vogliono essere in qualche maniera tutta l'umanità. In particolare questo personaggio viene dal fatto che ho conosciuto un ragazzo in una comunità famiglia, dove sono questi ragazzi che abitano lontani dai genitori e quindi in situazioni spesso di disagio psicologico ed esistenziale. Torej, teh 10 otrok v romanu predstavlja vse dele človečnosti in navdih za tega fanta, za tega reperja sem dobil, ko sem spoznal enega fanta v skupnosti, kjer je živel stran od staršev. Pogosto v teh skupnostih živijo otroci, ki nimajo ravno najboljših pogojev v svoji družini in iz njega sem potem potegnil navdih za tega fanta. E lui che aveva questa grande rabbia dentro di sé, che non riusciva a raccontare a nessuno, ci riusciva solo rappando, cioè scrivendo dei testi rap. Lì lui riusciva a raccontare a tutti la rabbia che aveva dentro. Ta fant je imel v sebi veliko jeze, ki jo je držal v sebi in ni bil sposoben izraziti na noben drug način, razen skozi rap, skozi svoje rime, skozi svoje stihe. E io credo che oggi la passione che tanti ragazzi, non so come sia qui in Slovenia, ma in Italia
è il genere musicale più seguito, che la passione che tanti ragazzi hanno per il rap è perché dà loro la possibilità finalmente di dire quella rabbia che hanno dentro e che altrimenti non riescono a raccontare. In v Italiji je rap je zelo, zelo razširjen in mislim, da ravno preko repa lahko otroci izrazijo vsa svoja čustva, še posebej jezo, ki je težko čustvo za izraziti, jo lahko izrazijo in jo lahko povedo vsem. E se ci pensate quello che poi succede a ciascuno di noi abbiamo degli ambiti per raccontare noi stessi che non riusciamo a raccontare, perché sono delle cose che ci fanno male, ci fanno soffrire e le parole non le abbiamo. Allora ciascuno di noi inventa linguaggi diversi, c'è chi dipinge, c'è chi scrive racconti, c'è chi costruisce, ognuno ha il suo linguaggio. Allora quel personaggio secondo me rappresenta a volte questa incapacità che abbiamo noi umani di raccontare il nostro dolore e di riuscire a farlo in una maniera che può sembrare magari un po' singolare, un po' originale. Torej, vsakemu od vas se je zagotovo že zgodilo, da ima neko zgodbo, ki je ne uspe povedati z besedami, da mu zmanjka besed in tukaj imamo različne jezike, s katerimi se lahko izražamo. Nekdo piše, drugi riše, tretji se ukvarja z gradnjo, s čem drugim. Vsi pa imamo skupno to, da s temi jeziki izražamo bolečino, ki je na drug način ne moremo izraziti. E in questo libro tanti questi studenti esprimono le loro tristezze, speranze e così via. Dunque, Don Pino Puglisi, poi questo ragazzo, tu parti da un personaggio quando scrivi o da un tema o lasci che la storia si sviluppa da sola, man mano? Torej, tudi v knjigi učenci izražajo žalost, izražajo upanje. Zdaj pa še eno vprašanje glede Don Pina Puglisia. Kako se lotiš pisanja? Zgradiš zgodbo okrog osebe, zgradiš zgodbo okrog teme, ker pustiš, da se zgodba sama razvije? Kako ti uspe? Io parto sempre da un personaggio. A un certo punto c'è qualcuno che comincia a vivere dentro di me, che ha certe caratteristiche. E può essere un professore cieco, può essere un ragazzo che si esprime appunto in rap, ma sono tutti modi in cui la mia vita interiore cerca parole per liberarsi. Torej, vedno začnem z eno osebo, ki začne živeti v meni, pa naj gre tukaj za slepega profesorja, naj gre za fanta, ki repa, gre za nekoga, ki živi v meni, ki živi v moji notranjosti in se mora tega osvoboditi. E la cosa bella di scrivere è che tu cominci a interrogare la vita con le domande dei tuoi personaggi e quando loro trovano le risposte, tu scopri che quelle risposte servivano a te. Torej, lepa stvar pisanja je v tem, da lahko postavljaš vprašanja, ki so vprašanja tvojih oseb, ampak potem, ko tistih oseb, ki si jih zamišljiš, ampak potem, ko na ta vprašanja odgovoriš, pravzaprav vidiš, da so odgovori bili potrebni tebi. Vi ricordate che da bambini amavate trasformarvi in un calciatore, in un supereroe? Ecco, è lo stesso gioco. Il bambino, identificandosi in un'altra figura, conosce il mondo. Ecco, per lo scrittore secondo me è lo stesso, è immaginarsi di essere qualcun altro per conoscere meglio il mondo e se stesso. Torej, zelo pomembno je, naprimer, ko so otroci majhni, da si predstavljajo, da si zamišljajo, da so, ne vem, neki slavni nogometaši, slavni superjunaki. In mislim, da je tukaj enako tudi s pisatelji. Gre za neko figuro, ki želi videti svet in preko te figure potem spoznavamo svoj notranji svet. Ed è quello che poi succede al lettore, perché il lettore perché legge un libro? Perché vuole fingere di vivere quella storia. Quindi quando scrivi tu sei il primo lettore di te stesso attraverso i tuoi personaggi. Il lettore non è altro che un secondo lettore di quei personaggi. Torej, tukaj se nam spet postavi analogija, zakaj sploh bralci berejo. Zato, ker se pretvarjajo, da živijo to zgodbo, ki je napisana. Ti si takrat prvi bralec tvoje knjige, oni so pa že drugi. In ravno to pretvarjanje, to poistovetenje s knjigo je pomembno. E
poco prima di venire qua ho firmato qualche copia di alcuni di voi. Lo farai anche dopo, Anche dopo, sì. ok, volentieri. E molti di quelli che sono venuti a ringraziarmi per quello che avevo scritto. Allora capite che è proprio questa la magia che accade, che in qualche maniera chi legge vive la stessa trasformazione che lo scrittore ha vissuto scrivendo, altrimenti non ci sarebbe motivo di ringraziare, che quella trasformazione libera la vita, la rende più piena, più chiara, più gioiosa. Torej, preden sem prišel sem na oder, sem podpisal nekaj izvodov knjige in veliko ljudi se mi je zahvalilo za to svoje pisanje in ravno tukaj je čarovnija pisanja, ker kdor bere, se poistoveti zgodbo, ki jo je doživel in zapisal avtor. In tukaj je ta čudež in čarovnija, sicer sploh ne bi bilo potrebe, da bi se mi zahvalili. Quindi continuate a leggere i miei libri. Torej, še naprej berite moje knjige. Bellissimo. E anche la spiritualità che ci piace in i tuoi libri ed è un tema che emerge delicatamente e anche in modo molto deciso. Qual è la tua visione sulla connessione tra spiritualità e letteratura? Torej, v tvojih knjigah imamo tudi veliko duhovnosti. Kaj je po tvojem povezava med duhovnostjo in književnostjo? È lo stesso rapporto che c'è fra la parola ti amo e quello che succede nelle nostre vite quando la diciamo o la sentiamo dire. Torej, mislim, da je tukaj enak odnos kot pri besedi, ko rečemo ljubim te in ko to slišimo izrečeno oziroma ko nam to nekdo reče. Perché dire la parola ti amo o ascoltare questa parola su di noi trasforma la nostra vita? Dove avviene questa trasformazione? Zakaj je tako pomembna ta preobrazba, ko izrečemo ljubim te in ko slišimo ljubim te? Questa trasformazione avviene in una cosa in cui non crediamo più, che si chiama spirito. Zato, ker to se dogaja na eni ravni, v kateri ki ne verjamemo več, in sicer na ravni duha. Se ci pensate, ti amo è semplicemente un insieme di suoni che di per sé non significano nulla. Eppure, quando io lo dico o lo ascolto, c'è una bomba atomica che avviene dentro di me o nell'altro. Če pomislite, ko rečemo ljubim te, to ni pravzaprav nič takega, to je nekakšna skupina zvokov, ki sama po sebi nič ne pomeni, a vseeno povzroči pravo esplozijo. Questo vuol dire che quelle lettere, quelle parole sono così potenti perché qualcos'altro di invisibile dà forza, energia a quelle parole, altrimenti non succederebbe niente. Torej, te črke in te besede imajo takšno moč in ustvarjajo takšno moč in energijo, nekaj jim to moč da, sicer seveda te energije ne bi imeli in ne bi spremenili in naredili nič. Se io vi dico che questa è acqua, voi, vabbè, dite, bene, hai ragione, ma nella vostra vita, a meno che voi non abbiate sete in questo momento, non cambia niente. Torej, če naprimer rečem voda, rečete v redu, ampak razen če v tistem trenutku, točno v tistem trenutku niste žejni, vam to ne bo pomenilo nič. Se io invece dico ti amo, succede qualcosa. Če pa rečem ljubim te, pa se bo nekaj spremenilo. La letteratura è cercare di trovare quelle parole che siccome vengono dallo spirito, agiscono sullo spirito e trasformano chi le scrive e chi le ascolta, chi le legge. Torej, književnost je ravno iskanje tistih besed, ki prihajajo iz duha in na duh tudi vplivajo, ki povzročijo neko preobrazbo tistega, ki jih piše in tistega, ki jih bere. Allora bisognerebbe adesso fare una domanda successiva, ma questo spirito che cos'è? Dov'è?
Zdaj, seveda bi moralo slediti naslednje vprašanje, kaj sploh duh je in kje je. Leggete questo libro. Preberite to knjigo. E anche altro che adesso sto traducendo, Ok. Ogni storia è storia d'amore, perché lì si sente tanto stretto legame tra l'amore e la morte e anche la speranza, come dici, e delle donne che amano, che sono amate anche. Questo libro verrà fuori tra qualche mese, alcuni mesi. Dirai qualcosa su questo? Su questo libro? Zdaj trenutno prevajam še drugo tvojo knjigo, ki bo izšla čez nekaj mesecev, v katerem se tudi zelo veliko posvečaš tej povezavi med ljubeznijo, med upanjem, smrtjo, med ženskami, ki so ljubljene in ljubijo. In bi morda povedal kaj o tem. V tej knjigi je namreč zelo, zelo jasna vidna povezava med vsemi temi, med ljubeznijo in med duhovnostjo. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che quando si scrive per necessità, lo si fa perché di quei personaggi, di quell'ambito di cui si scrive, si ha bisogno per primi di imparare qualcosa. Cioè io non scrivo questo libro sulle donne che provano ad amare uomini, sono 36 racconti che parlano di questo, perché io sono bravo in questa cosa, ma io lo scrivo perché ho bisogno di imparare questa cosa per primo. Torej, ko nekaj pišemo, smo mi prvi, ki se iz vseh teh naših oseb nekaj moramo naučiti in se nekaj naučimo. V tej knjigi, ki bo izšla zdaj v slovenščini, gre za 37 zgodb o ženskah, ki ljubijo moške, in jaz mislim, da nisem ravno zelo dober v tem, ampak bi se rad sam tudi iz tega kaj naučil. E mi stava a cuore il fatto di restituire a 36 donne che sono rimaste nell'ombra rispetto ai grandi mariti, uomini accanto a cui sono state, perché se non ci fossero state loro, quegli uomini non sarebbero stati quello che sono stati. Zelo nekako sem si gnal k srcu to zgodbo, da so te ženske ostale v senci vseh teh velikih moških, ki so jih podpirale. Hkrati pa je res, da če ne bi bilo njih, potem tudi veličine teh moških ne bi bilo. E quindi di fatto questo libro è una galleria di personaggi che mi hanno insegnato che cosa significa veramente amare. E non è un caso che siano 36 donne. In ta knjiga je pravzaprav cela galerija oseb, ki so me naučile, kako dejansko ljubiti. In ni naključje, da gre za 36 žensk. Anche se vi confido che a me ne basta una. Pa seveda naj tukaj rečem, da jaz imam dovolj samo eno. Che mi sta insegnando come si fa. Ki me seveda uči, kako živeti. E mi insegnano anche me, queste donne, molto. E di che cosa parla questo tuo nuovo libro, Resisti cuore? Siccome non è ancora tradotto, sarebbe meglio tradurlo? No? Sì? Bene. Di che cosa parla? Sono i saggi, no? No, adesso te lo... Sì. Pa še tvoja nova knjiga Resisti cuore, torej Ne obupaj srce, bi mogoče bil lahko prevod. O čem pa ta knjiga govori? Beh, se voi lo tradurrete, tu lo tradurrai, così io torno un'altra volta e facciamo un altro incontro come questo. Seveda, če želiš, jo lahko prevedeš ti in potem se bom še enkrat vrnil. Visto che ormai qui mi sento a casa. Tukaj seveda se počutim kot doma. Bellissimo. È un romanzo saggio che racconta da capo tutta l'Odissea. Torej gre za roman, gre za eseje, ki od začetka pripoveduje celotno Odisejo. Perché mi ha sempre colpito il fatto, io non so se in sloveno è lo stesso, che noi in italiano diciamo che la vita è un'odissea.
Ok. Tudi v slovenščini to povemo, meni je bilo vedno zelo me je fasciniralo dejstvo, da rečemo, da je življenje prava odiseja in vprašajo, če to počnemo tudi mi počnemo. Allora, se noi abbiamo deciso che la vita vuole somigliare a un'opera letteraria che si chiama così, se noi leggiamo con attenzione quest'opera letteraria, forse impariamo qualcosa di più su che cos'è la vita. Torej, če rečemo, da je naše življenje podobno temu književnemu delu in če beremo to delo, potem se morda lahko iz tega še kaj naučimo. E allora faccio un piccolo spoiler, visto che appunto Piccolissimo perché perché è tardi. Se la vita è un'odissea, vuol dire che tutta la vita è un viaggio di solo ritorno. Mentre noi oggi nella cultura contemporanea siamo convinti del fatto che dobbiamo sempre andare in un posto nuovo, conoscere cose nuove, scoprire, facciamo tantissimi viaggi di andata, ma è un unico viaggio di ritorno a casa. Qual è questa casa? Per Ulisse e Itaca e per noi? Torej, če bom zdaj en majhen kvarnik naj navedem, če je življenje res odiseja, potem lahko razmišljamo v smislu, da je celo življenje pot domov oziroma vrnitev. In mi smo zdaj v tej naši družbi vedno usmerjeni k temu, da pridemo nekam da odkrijemo nekaj novega, da nekam gremo, da nekam odidemo. Vedno imamo v mislih neke nove poti. Medtem ko tukaj v tej Odiseji pa gre za to, da se vedno vrnemo, da se vračamo. In ravno to vprašanje si postavljam. Za Odiseja je seveda njegov dom je Itaka. Kaj pa za nas? Kateri je naš dom? Grazie. E quanto mi dispiace, ho ancora 12 domande, 13, 14, però dobbiamo finire. Grazie mille Alessandro. Grazie a te. Grazie fermerai adesso i libri. Grazie.